Buona giornata, benvenuti, bentrovati con il nostro appuntamento dedicato al mondo dello sport. È l'ultimo appuntamento della settimana, la andiamo a concludere e vi illustreremo naturalmente gli appuntamenti del weekend. E allora vi ricordo la nostra e vostra web tv www.venetoglobe.com. Ogni giorno trovate gli aggiornamenti, i risultati, le classifiche e le interviste naturalmente in modalità on demand. Per chi invece ama la televisione normale, vecchio stile, beh allora canale 95, Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Sul canale 95 la potete vedere in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, e allora sceglieteci ogni giorno intorno alle 19:40, 19:45 circa, nella seconda parte della serata e poi in replica nella primissima parte del mattino. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie allora per oggi. Ai mondiali di atletica leggera a Doha, Tamberi nel salto in alto è in finale dopo 4 anni, punta al podio. La 20 km di marcia maschile chiama invece al via Stano e Giupponi. Il mondiale di rugby in Giappone, l'Italia in campo contro Sudafrica in un match già scritto. Coppa del mondo di volley maschile invece ancora in Giappone e c'è stata finalmente una vittoria per 3-2 contro l'Argentina. Ora la compagine di Blengini, che vedete piuttosto arrabbiato in questa inquadratura, giocherà contro la Tunisia. Si ritorna a gareggiare nella MotoGP in Thailandia per la 15ª tappa del mondiale. Nelle prove, e qui c'è la testimonianza, paurosa caduta di Marquez, trasferito immediatamente in ospedale, ma dopo alcuni controlli è stato giudicato idoneo a ritornare in pista. Yamaha scatenate e Rossi quinto dopo le prime prove. Andiamo a parlare di basket perché le coppe hanno visto la sconfitta l'altro giorno della Humana Reyer Venezia contro il Partizan, mentre ieri sera il Bayern di Monaco ha sconfitto l'Armani Jeans Milano per 78-78 a 64-64. Per il campionato, tra l'altro, la gara tra l'Olimpia e Trieste, che era stata programmata per domani, è stata posticipata a domenica alle ore 12 al Palalido di Milano, dopo che l'impianto di Trieste è stato giudicato inagibile per problemi elettrici. Si era parlato anche di problemi relativi alla pioggia e all'acqua che poteva entrare. Sembra che i problemi invece siano elettrici. Ancora nel basket perché inizia il campionato di Serie A1 femminile. Come consuetudine, ormai da alcuni anni, inizio nel weekend con 7 gare a Chianciano. Le venete sono l'Umana Reyer Venezia, le Tricolori dello Schio e il San Martino di Lupari. Extra campionato poi la Supercoppa, si giocherà il 12 e il 13 ottobre con Schio, Ragusa, Venezia e Geas. Sono ritornate le coppe nel calcio, dopo la Champions è stata la volta dell'Eurolega con la Roma che ha pareggiato 1-1 con il Wolfsberg e la Lazio che ha vinto in rimonta 2-1 con il Rennes. Parliamo di Serie A, ieri avevamo detto che Brescia-Sassuolo si sarebbe giocata questa sera, invece è arrivata subito lo spostamento. Brescia-Sassuolo, che appunto si doveva giocare questa sera, è stata giustamente posticipata a dicembre, causa la morte prematura del patron Squinzi del Sassuolo. Andiamo in Serie B per vedere il quadro, sarà una giornata in cui domani vedrà il Venezia andare a Cosenza, il Livorno ospitare il Chievo Verona, il Pordenone salire alla Dacia Arena di Udine per affrontare l'Empoli. Domenica invece tocca al Cittadella di Venturato andare a Cremona per affrontare la Cremonese. Nella Serie B femminile di calcio invece la Permac Vittorio Veneta, attuale capolista, che attende in casa Perugia per la ripresa del campionato dopo la sosta del passato weekend. In Serie D, qui ci avviciniamo già alle competizioni, alle squadre e ai campionati che seguiamo più da vicino. Montebelluna rimane a 4 punti in classifica, non riesce più a vincere la formazione di Bodo e il prossimo incontro è con un'altra formazione che domenica è stata battuta in casa per 1-0 dal Caldiero, ovvero il Mestre, quindi sarà partita viva, partita tosta, partita interessante tra Mestre e Montebelluna.
Il campionato che seguiremo attentamente sarà quello di eccellenza, con un'occhiata poi anche ai derby importanti del campionato di promozione. Ci sono degli anticipi domani, nel girone D si anticipano i derby tutti trevigiani tra Fontanelle e Treviso Academy, tra Oppitergina e Vedelago e tra Conegliano e Vazzola. E adesso la pagina dedicata al basket con la TVB De Longhi che domenica al Palaverde alle ore 18:15 giocherà contro Pistoia. La notizia in settimana, in attesa poi delle parole di oggi, quindi di domani per quanto riguarda Menetti, il coach che fa la sua conferenza stampa sempre prima di ogni match. La notizia era stata quella dell'arrivo di Rovatti, una guardia ala di 22 anni che ha rafforzato il roster. Non si sa ancora se rimarrà fino alla fine del campionato oppure se è soltanto una scelta per aumentare il roster per permettere degli allenamenti particolari, visto che mancano alcuni infortunati. La Serie A2 femminile vede il Ponzano perdere in casa contro Bolzano alla prima per 63-61, ora la prossima sfida sarà una sfida esterna a Vicenza. Sfida esterna anche per la Serie B della Rucker Sanve di Marco Mian, che dopo aver vinto al Pala System contro Vigevano 63-61 va in trasferta e giocherà contro Falcon Star. Il campionato di A1 femminile di volley inizierà il 12 ottobre per la formazione dell'Imoco Volley Conegliano al Palaverde contro la Saugella Monza di Danesi, Scorupa ed Ortolani, tutte ex. L'ultimo impegno prima del via del campionato che è stato presentato ieri a Milano vedrà l'Imoco a Gubbio contro Firenze, Scandicci e Perugia. Ultimo test che avviene senza le americane che perderanno poi anche la prima giornata di campionato che come vi dicevo è stato presentato ieri a Milano. Andiamo a Milano e sentiamo il servizio della Lega. Si è conclusa con il primo ascolto della partita di volley, l'inno della Serie A femminile scritto, cantato e suonato da Elio e le storie tese, la presentazione dei campionati della stagione 2019-2020. L'evento, che si è tenuto a Milano nella sede centrale del Banco BPM, ha richiamato tutte le società di Serie A, le massime istituzioni sportive, partner e graditi ospiti. Sul palco il giornalista di Rai Sport Jacopo Volpi, affiancato da Consuelo Mangifesta, responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Pallavolo Serie A femminile, e dalle inclusioni di Gianfranco Butina, che ha fatto sorridere la platea con le sue incredibili imitazioni. Con loro tutti i principali attori di un movimento che nella passata stagione ha raggiunto la vetta dell'Europa, con la conquista di tutte e tre le coppe europee, e che dopo aver applaudito la nazionale bronzo europeo e qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si appresta a vivere un'altra stagione estremamente spettacolare. Indisponibile presidente di Lega Mauro Fabris è stata la vicepresidente Alessandra Mazzari ad aprire la mattinata, seguita dal presidente FIPA Bruno Cattaneo, dal CT della nazionale femminile Davide Mazzanti, da Antonio Santamaria, direttore generale di Master Group Sport, dalla regina del volley Francesca Piccinini, premiata con una targa per la straordinaria carriera pallavolistica, e dal presidente del CONI Giovanni Malagoni. Va sottolineato che questo campionato se non una delle eccellenze, forse l'eccellenza del sistema sportivo organizzativo italiano, anche con gli uomini, ma devo dire in modo particolare con le donne, viene universalmente riconosciuto che è il torneo più prestigioso nel mondo, con una partecipazione di ragazze della nostra squadra nazionale, ma direi tante fuoriclassi nel panorama internazionale che partecipano. Sì, hai detto bene, Conegliano ha vinto l'altro anno, c'è Scandicci, c'è Novara, c'è ovviamente Monza, però soprattutto quando vai a giocare fuori certi campi, insomma, non è proprio banale vincere, anche se sembra che sei più forte. Si parla quindi di grande competitività, di equilibrio. Va ricordato che l'altro anno hanno fatto praticamente assopigliatutto le nostre squadre, hanno vinto tutte e tre le competizioni, in una addirittura la più prestigiosa c'era una finale tra due italiane. Penso che quel risultato lì fa parte della storia, forse della leggenda. La grande sfida sarà ripetersi, cosa complicata, però insomma ci sono i presupposti, perché ho la sensazione che anche chi l'altro anno ha fatto molto bene si è rinforzato.
E allora, questa che abbiamo visto era tra l'altro la foto e l'immagine di Garbellotto con la capitana Aja Volos. Intanto in sottofondo la regia mi sta mandando il nuovo inno della Lega, del campionato, meglio dire del campionato, e è eccolo qua, un filmato che come avete visto c'è stata questa immagine su Ciao Marco, dedicato proprio a Marco Guerrato, cronista della Tribuna di Treviso, prematuramente scomparso alcuni mesi fa, e poi una partita di volley, come dice appunto Elio e le storie tese in questo filmato, che tra l'altro metterà in palio un premio per il miglior muro realizzato durante il campionato e sarà dedicato alla scomparsa Sara Anzanello. Bene, possiamo rientrare e allora andiamo nel dettaglio proprio dell'Imoco a Milano e sentiamo l'intervista alla capitano e regista delle Coneglianesi, Aja Volos. Sì, penso che la società ha fatto bellissimi acquisti, sì, siamo di nuovo una squadra forte, ma penso che sarà molto difficile quest'anno perché tutti vogliono sempre battere Imoco. Quindi noi dobbiamo giocare sempre al massimo. Sarà bel campionato, secondo me ancora più forte dell'anno scorso, quindi penso che lasciamo tanto sudore in campo. Sarà quest'anno la Champions il vostro obiettivo principale? Penso che abbiamo, come anche hanno detto i nostri presidenti, abbiamo 5 obiettivi quest'anno, ognuno è importante, quindi spero che saremo contenti dopo la stagione. Non so che Champions è il nostro primo obiettivo, più importante obiettivo, ma ci sono tante cose da vincere, quindi lo facciamo e speriamo di fare tutto. Avete affrontato un'estate molto impegnativa con le nazionali, chi con l'Italia, chi con le altre nazionali. Adesso c'è una stagione ancora più impegnativa, un calendario molto ristretto con tanti impegni e poi le Olimpiadi. Sì, ma questo noi non lo facciamo, noi giocatrici non facciamo il calendario, no? Lo fanno le persone più importanti di noi, quindi noi dobbiamo stare pronte per questo, specialmente con il nostro fisico, per stare bene tutto l'anno. Che è stagione in club e poi anche per i nostri nazionali, quindi sarà molto anno difficile e duro. Negli scorsi 2 anni abbiamo conosciuto una grande intesa in campo tra Volos e Fabris. A che punto è invece l'intesa con Paola Egonu? Ci lavoriamo ogni giorno per questo, sarà sicuramente un'altra intesa perché sono 2 giocatrici diversi. Samantha ha giocato palla molto rapida, invece Paola ha tutta la forza, quindi salta tanto, prende palla anche molto alto, quindi c'è totalmente palla diversa, ma ce lo facciamo e ogni giorno è ancora già meglio. Aja Volos che ha parlato molto bene, tenendo alto naturalmente il valore della squadra dell'Imoco Volley Conegliano. Bene, lasciamo il volley, passiamo al rugby maschile, il Pro 14 iniziato sabato scorso in quel di Monigo, noi c'eravamo, ve l'abbiamo commentato, ricordato con interviste, con servizi, 32-27 per il Leinster che vince la prima, lascia un po' l'amaro in bocca questa sconfitta ai Leoni che sono già partono oggi per andare in Irlanda dove giocheranno contro il Connacht. E allora andiamo a sentire che partita sarà, ce lo spiega Ezio Gallon. Dopo Leinster arriva un altro bel cliente, Connacht. Sì, Connacht è sempre un campo difficile in cui andare a giocare. È una squadra che ha perso tutto pochi giocatori rispetto alla Coppa del Mondo, quindi andremo a trovare una squadra di fatto al completo. Mettono molto ritmo, hanno delle strutture interessanti in attacco da qualsiasi tipo di touche, quindi andremo durante la settimana a lavorare bene il nostro sistema difensivo, soprattutto la prima fase, è una squadra che segna molto la prima fase, quindi lavoreremo molto su questo, continueremo a lavorare i dettagli sul nostro gioco, siamo un pochino ancora indietro da questo punto di vista qua, però siamo migliorati parecchio
parecchio, quindi il margine di miglioramento è molto importante per la squadra. Per il resto sappiamo che tipo di squadra è, dipenderà molto anche dal tempo, se piove o no, perché lì generalmente c'è anche questa incognita qui, però almeno noi come staff e i giocatori siamo convinti di andare a fare una buona prestazione, questo di sicuro. Era stato detto che come prima partita il Leinster sarebbe stata un cliente difficile da fare. Come hanno reagito i ragazzi dopo la sconfitta? Anche perché è stata, nonostante tutto, una partita sempre in piedi. Ma i ragazzi erano molto delusi perché comunque giochi contro il campione in carica e al di là della nostra gestione dei primi un quarto d'ora, 20 minuti, poi abbiamo preso in mano la partita, abbiamo fatto delle cose di ottima qualità. C'è molto da lavorare ancora, però se stiamo attenti a 2 o 3 dettagli in più la partita la portiamo a casa. Basta, i ragazzi sono ovviamente delusi ma fiduciosi, era importante per loro testarsi con una corazzata da subito, anche per i ragazzi giovani, capire qual è il livello, tutto quanto, e sicuramente queste partite ti preparano per le altre partite successive, di cui Connacht e Ospreys. Ci sono state delle buone risposte, soprattutto come dicevi dai permit e dai nuovi. Sì, sono state delle buone risposte da tanti giocatori, i giovani non hanno deluso, adesso a loro la capacità di mantenere alto il focus, perché sai la prima partita c'è la tensione, c'è sempre l'emozione, l'energia della prima partita, adesso il challenge per loro è mantenerla anche nelle partite successive perché avremo bisogno di loro e Connacht è un campo perfetto per questo. Leinster ha fatto capire il livello ancora una volta del Pro 14, no? Sì, è un livello alto, sono squadre preparate, squadre che preparano le partite, sanno esattamente quello che vai a fare, c'è un'intensità e una fisicità importante, non per niente anche nelle coppe, nell'ultimo diciamo nelle semifinali, quarti finali, tantissime squadre di questa competizione, quindi vuol dire che sono squadre, c'è un campionato di livello, quindi noi ci prepariamo, sappiamo cos'è Connacht e andremo sicuramente a fare un'ottima prestazione. Ezio Gallon, allenatore dei tre quarti dei Leoni del Benetton, e allora speriamo sia di buon auspicio perché con Connacht non si vince da parecchi anni, da parecchio tempo. Troppo forse, è il momento di vincere. A tutti voi buona giornata, buon weekend, ci risentiamo lunedì, puntuali.